Posso andare? Grazie. Sì, ma tu mi hai preso tutti quelli che c'entra? Questi? Io dimentico. Buongiorno signori. Intanto vi ringrazio per la partecipazione a questo primo evento aperto al pubblico di fatto, perché inaugura di fatto Libri in Cantina, anche se, come continuiamo a dire, Libri in Cantina funziona già da un mese con varie manifestazioni, estemporaneità, mostre per avvicinarci. Ieri sera abbiamo avuto il concerto di avvio della manifestazione e oggi entriamo nel vivo con la 2 giorni e abbiamo l'onore di avere il presidente, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ad aprire questa edizione di Libri in Cantina. Come si ricordava prima, l'avevamo invitato più volte, questa volta ha avuto un doppio invito. E posso dare l'aneddoto? La segreteria mi chiama per scusarsi che il governatore non può essere presente perché a Susegana c'è una contemporaneità. Allora, no, è veramente efficienza. Non ci scappa nulla. No, esatto, questa è efficienza. Dicendomi che non può essere perché ha una manifestazione in Castello. Io la ringrazio scherzando, dicendo vabbè, benissimo, lo vedremo in Castello. Per fortuna non era altro intervento da altra parte. Dunque ringraziamo per la solerzia la segreteria e ringraziamo Luca di essere qua questa mattina. Naturalmente lascerò all'amico Borin di intrattenervi sul libro e io dico solamente la possibilità offerta dalla manifestazione che quest'anno celebra il suo 19° compleanno, perché ne ha persi 2 col Covid, altrimenti sarebbe ampiamente maggiorenne. È una manifestazione che di anno in anno ci ha dato continue soddisfazioni, ma sempre in crescita di qualità, di capacità organizzativa e naturalmente dell'ampio confronto che offre tra, come dicevamo ieri sera, tra il soggetto principale della trasmissione della cultura, che è il libro, e naturalmente a seguire il proprio autore e l'editore che di questi tempi soprattutto con grande passione alimenta il mercato editoriale. Dunque noi siamo felici di offrire queste opportunità perché era un percorso che avevamo iniziato coscientemente, di puntare molto sulla cultura, perché come dicevamo volevamo uscire dal brand che Susegana era solamente una delle piccole capitali, certamente la capitale del metalmeccanico, di questa provincia. Volevamo uscire da questo brand estremamente positivo, attento al lavoro e poco attento agli altri aspetti della vita. E ci sembrava che la cultura dovesse essere uno degli elementi fondamentali, a parte di formazione, ma anche di organizzazione del nostro tempo. Tanta strada è stata fatta, la soddisfazione che raccogliamo in questi giorni è notevole, ma tanta strada rimane da fare. Allora, come tutte le cose è perfettibile, come tutte le cose può essere migliorata e noi ci auguriamo di poter contribuire ancora per qualche anno a questa manifestazione, farla crescere ancora e lasciarla come patrimonio che da sé potrà continuare a portare cultura in questo paese e in questi luoghi privilegiati. Ringrazio la famiglia Collalto perché come sempre è nostra collaboratrice, grazie principessa, e ringrazio gli sponsor perché sono, diciamo, per la prima volta in 19 anni, diciamolo sottovoce, è una manifestazione che ha avuto un'impennata di costi, ma è una manifestazione che ha avuto un'impennata di contribuzioni da parte del mondo della produzione, il mondo che vuole crescere in un territorio che ha una cultura diversa. Grazie a tutti e grazie al nostro meraviglioso staff perché con un coordinamento tutto fatto in casa all'interno di una struttura pubblica riusciamo a mettere in piedi questa fantastica manifestazione. Dunque ringraziamo il nostro capo settore Fabiola Voltarelli e tutti i nostri dipendenti.
Grazie, buona giornata a tutti e grazie ancora a Luca di essere qua con noi questa mattina. Benvenuti, non mi dilungherò molto, però ricordo che la Tribuna di Treviso, di cui io onoro di essere il caporedattore, è media partner di Book Week e del secondo anno che collabora a questa grande manifestazione. E quindi siamo particolarmente orgogliosi di essere qui anche quest'anno. Però a proposito di libri, e così introduciamo subito un argomento easy, so che l'ideatore di un altro grande evento che si tiene in questi giorni, in questi mesi, sulle nostre colline, diciamo così, è proprio qui di fronte a noi, il governatore Luca Zaia, si chiama Una collina di libri, no? Mi sembra. E vorrei approfittarne di sapere, non siamo in concorrenza, non siamo in concorrenza. No, assolutamente. Come Cioè, sta non si andando? può fare concorrenza a Collalto, a Susegana, assolutamente no. Intanto complimenti all'amministrazione che ci ha creduto, perché poi le cose quando, come si dice, le operazioni quando sono mature, danno visibilità, danno soddisfazione, tutti le sapevano fare. Però io penso a quei pionieri che sono partiti pensando di metterci un'iniziativa culturale come questa in un territorio dove non c'era nulla, quindi veramente complimenti, si meritano un applauso, brava l'amministrazione comunale. Ma la rassegna Una collina di libri nasce dalla mia idea e anche il nome ce l'ho messo io, mutuando quella di Cortina, una montagna di libri. Ho detto Chiamulera, questa si chiamerà Una collina di libri, ma non c'è nessuna concorrenza, insomma qui siamo assolutamente una manifestazione super collaudata e fra l'altro un appuntamento del quale ci onoriamo. Grazie alla principessa Collalto, alla famiglia Collalto per l'ospitalità e grazie a voi per la pazienza. Durerà 50 minuti, quindi all'una siete a casa a pranzo. Io non mi sono preparato tutte queste domande per 50 minuti, dovremmo improvvisare. 45. Dovremmo parlare della tuta da meccanico piuttosto che del primo cittadino magrebino arrivato a Bibano, perché ormai il libro lo conosco bene, ma soprattutto conosco Luca da tanti anni e il primo imbarazzo è questo. Da troppi. Cioè noi ci conosciamo, penso, sì, all'età di 18 anni, roba del genere, sì, io ne ho 55. Sì, allora, lui era un giornalista pioniere. Esatto, sì. Era in Galleria Conegliano. Che galleria era quella? Camerotto. Galleria Camerotto, e c'era sto manipolo di ragazzi che davano vita alla Tribuna di Treviso. Io frequentavo anche quei locali. Sì, oltre che altri locali di cui ci portava la pubblicità, ricordo benissimo. Ma tutto regolare, non pensiate. Poi abbiamo preso una brutta strada entrambi e siamo qua. Ciò nonostante la Tribuna fa ancora articoli contro di me. Ogni giorno. E io non riesco a capacitarmi di questo. Siamo qua per questo. No, il primo imbarazzo è se darci del lei o del come si dovrebbe. Io farei del voi. Del voi. Allora cosa è successo? Vabbè, andiamoci del tu. Facciamo gli anglosassoni, danno del tu anche alla regina. Esatto. Please. Esatto, allora partiamo dall'ultima parte del tuo libro. La domanda, tu dici l'autonomia. L'autonomia è la madre di tutte le battaglie, dici, ed è un modo di dire per enfatizzare l'importanza di questa battaglia, ma non è la battaglia, non è una secessione dei ricchi. Ecco, io credo che, mi pare di capire, leggendo un po' le cronache anche delle altre regioni, le cronache nazionali, che un po' questo concetto sia passato, no? Cioè l'autonomia ormai è un valore aggiunto, ma non solo per i ricchi del nord. E poi come si forma questa ricchezza? Si forma veramente con l'autonomia o il meccanismo è inverso? Cioè è proprio il meccanismo dell'autonomia che dà la possibilità di creare ricchezza, e come mai questo concetto poi che non sia una secessione per ricchi si sia diffuso così rapidamente dopo la vostra battaglia, insomma, ancora incompiuta, ancora per poco, spero, per voi, insomma, ecco,
spiega un po' la dinamica di queste affermazioni e perché non si può considerare una secessione per ricchi. Sì, innanzitutto voglio ringraziare Marsilio che si è avventurato ovviamente con questa nuova avventura editoriale. Il primo libro, ragioniamoci sopra, sta ancora vendendo oltre 40.000 copie, questo è già arrivato alle 25.000, quindi abbiamo avuto soddisfazione, quindi ringrazio anche tutti i lettori e coloro che mi seguono. Non è un libro autobiografico e tantomeno non è un libro che parla di politica, perché da questa prima domanda uno dice, siccome bisogna anche venderli i libri, non è tutta così, Cioè, c'è anche roba meno pesante dell'autonomia. Ho citato prima Sì, due episodi. No, lo volevo dire, l'autonomia, ho dedicato un capitolo perché penso che sia un must, per me no, cioè, e quindi i libri diventano anche un'occasione per fare un punto della situazione. L'autonomia oggi, per uscire un attimo da quel capitolo e dare un aggiornamento, è un'autonomia che sta vedendo la luce, anche se lentamente, visto e considerato che questo governo ci ha permesso di avere un disegno di legge. Per fare l'autonomia ci vuole una legge, quindi per fare una legge ci vuole un disegno di legge e per fare un disegno di legge ci vuole un governo che ci creda. Quindi questo governo ci ha creduto, ha inviato alle Camere un disegno di legge che è oggetto di osservazioni e di emendamenti. Alla fine avremo la legge che verrà approvata ed è l'occasione per dire che questo paese è un paese che sta cambiando pelle. Voi se immaginate, la nostra Costituzione è del 1° gennaio del 48. La nostra Costituzione è stata scritta negli stessi giorni di quella tedesca. La Germania aveva le macerie fumanti, l'Italia idem, 48 vuol dire un paio d'anni dopo, 3 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, e entrambe le comunità hanno scritto due costituzioni autenticamente federaliste. Einaudi, che è stato uno dei padri della Costituzione, nel 1° gennaio del 48 alle Camere disse ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. La Germania è andata molto più in là perché ha fatto i Länder, ha fatto delle scelte molto più, diciamo, importanti. Ma la verità è che noi abbiamo avuto un problema, che c'è stata una Costituzione federalista, autenticamente federalista, e una gestione autenticamente centralista e assistenzialista. Questo è stato il guaio del nostro paese. Cioè siamo partiti bene e ci siamo fatti male strada facendo. Allora, non è la secessione dei ricchi perché noi chiediamo, in virtù di quello che c'è scritto in Costituzione, sono 23 le materie delegabili alle regioni, di poter gestire le materie che oggi lo Stato gestisce nel nostro territorio. E chiediamo allo Stato di darci i soldi, uso termini poco tecnici, di trasferirci le risorse, bisognerebbe dire, ma darci i soldi si capisce meglio, di darci i soldi che oggi spende per gestire ogni singola materia. Cioè tu mi dai la materia A e mi dai i soldi che spendi. Non rubiamo nulla a nessuno. E guardate, il presidente Napolitano, quando gli chiesero ma cosa pensi di questa storia che sta facendo Zaia, che si è inventato il referendum, tu non sei andato a votare al referendum. Non mi ricordo sinceramente, ma ho votato talmente tante volte. Io ho sempre detto che i giornalisti hanno la memoria corta. Cortissima, quotidiana. Diciamo. Siccome, è sempre detto, domani è siccome facendo la domanda è sempre detto voi, spero per voi, ho detto questo non si andrà a votare al referendum. Francamente, giuro. Lui si è chiamato fuori dai 2.378.000 che sono andati a votare. 98,2% Bravo. ha votato. No, però al di là della battuta, a Napolitano chiesero cosa pensasse di sta roba che mi ero messo in testa. E lui rispose, secondo me in maniera molto rispettosa della Costituzione, stavo citando Einaudi, rispose l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Allora noi dobbiamo decidere se vogliamo un paese responsabile o se vogliamo continuare con la storia delle cicale, della formica, ce la raccontavano da bambini, no? Che era il primo elemento educativo, non fare la cicala ma fai la formica. Io trovo immorale che ci siano regioni in Italia che vedono costretti i propri cittadini a farsi la valigia per curarsi fuori regione. Trovo immorale che alcuni sistemi sanitari ancora non possano vantarsi di salvare la vita al 95% delle donne che si ammalano di cancro al seno, come accade in Veneto, semplicemente per aver adottato modelli organizzativi che sono più rispettosi delle linee guida internazionali. I cittadini hanno delle colpe, che sia chiaro. Quando io sono arrivato nel 2010 e decisi di introdurre la breast unit, le unità senologiche, imponendo ai team operatori di fare almeno 150 seni in sala operatoria all'anno, ci fu una rivoluzione.
accompagnata anche da molte signore che difendevano i chirurghi. Ma noi abbiamo abbandonato la chirurgia generalista e siamo andati nell'alta specializzazione. Questo ci ha permesso oggi di avere questi dati: il 95% del cancro al seno con esito positivo, vuol dire che qualcosa di buono si è fatto. Perché vi cito questo? Perché qualche collega mio in giro per l'Italia dice: ma il Veneto ha avuto di più. No, abbiamo avuto più coraggio, perché non ci vogliono soldi per organizzare le breast unit, bisogna riorganizzare il sistema. Electrolux usa lean management, Kaizen, e queste sono le modalità che bisogna portare anche nel pubblico, se no continuiamo con la spesa fuori controllo di gestione. Questo è un paese che non ha il controllo di gestione, mai in un'azienda si andrebbe senza controllo di gestione. E il controllo di gestione nel pubblico sapete come si chiama? Autonomia, perché lì fai i conti, stai presto a vedere se funziona o non funziona una roba. Però questo va contro un criterio solidaristico. Per esempio, tu dici certe regioni non capisco perché, ecco, lo capiremo sempre meno forse. No, guarda, io penso che noi dobbiamo dare sfogo e voce alla foresta che cresce, che oggi non ha voce. Non è una questione di bussola, no? O di latitudine, è una questione di scelta di campo. La solidarietà e la sussidiarietà, oltre a doverla fare da un punto di vista etico, ma è prevista dalla Costituzione, quindi non è che dagli scappi. Però è pur vero che il modello deve essere tagliandato. Cioè, questo modello centralista non funziona. Quando ci vengono a dire ma esiste l'Italia a due velocità, sì, è per colpa di cosa? Di questo modello, perché l'autonomia non c'è. Quindi vuol dire che ha fallito se esiste un'Italia a due velocità. E dopo c'è anche un altro aspetto, a mio avviso, che è quello di dire che se noi andiamo in questa direzione riusciamo sicuramente a uscire da un medioevo. Cioè, l'autonomia, guardate, per far sintesi e chiudere con questo capitolo, io penso fra l'altro che il 2024 possa essere l'anno nella quale si fa il giro di boa. L'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremmo fare per necessità. È come la troica: o controlli il bilancio dello Stato e eviti che arrivi la troica, o la troica ti arriva. Guardate che l'autonomia è veramente un rimettere in ordine i fattori della produzione nel pubblico, perché nel pubblico c'è tanta confusione oggi. Sì, io non vorrei uscire subito, perché vorrei chiederti se sei soddisfatto delle materie inserite insomma, dal governo, se è stato accolto tutto quello che il Veneto si aspettava, e visto che sono passati 6 anni da quel referendum, da plebiscito, diciamo più che un referendum, se sono cambiate anche le esigenze dei veneti nel frattempo. Ma sai, di statico non c'è nulla, no? Cioè, solo un idiota può pensare che il mondo sia lì, statico, mummificato, no? E a volte sento dei colleghi che parlano, diciamo, della società, pensando che la società sia quella di 20-30 anni fa. Non è più così. E dall'altro, in Parlamento, già nei primi emendamenti, nei primi articoli del disegno di legge già approvati e emendati, si è deciso che delle 23 materie 15 siano le famose LEPizzabili, cioè quelle da sottoporre all'EP per garantire i diritti sociali e civili. Penso che non ci sia nulla di scandaloso, cioè ben venga, l'importante si faccia. Tanto grazie all'autonomia un primo risultato c'è, che i livelli essenziali delle prestazioni adesso si fanno obbligatoriamente. Prima nessuno mai li faceva. Ricordo che i livelli essenziali delle prestazioni sono nella Costituzione dal 2001, quindi sono passati 22 anni prima che qualcuno si decidesse di applicarli. Grazie all'autonomia si fanno. Certo. Tu hai accennato alla Costituzione, prima vorrei anche parlare un attimo di questo. Dal dopoguerra in poi, scrivi nel tuo libro, attraverso soprattutto la scuola, no? Si è cercato di imporre un sistema educativo centralista, statale, che fosse in funzione del rafforzamento dell'identità nazionale, perché in quel momento, uscendo da un conflitto, probabilmente c'era bisogno. Ecco, la domanda è questa: secondo te ora è venuto meno a questa esigenza? Ma, guarda, anche questo ragionamento, no? Cioè, sembra un po'... cioè, non lo imputo, cioè non lo attribuisco a te, scusami, sto parlando in generale perché questo è oggetto di dibattito, tu da cronista giustamente riporti un dibattito. Cioè, a me sembra che qualcuno ancora non si sia accorto che il mondo del tubo catodico, ve la ricordate, la televisione aveva il tubo catodico, ecco, quello era il mondo analogico.
Adesso siamo arrivati con la TV, guardate la TV a casa. Io non l'accendo mai, però vedo che mia moglie che la guarda, cioè la TV è spessa così, dove è finito il tubo catodico? Perché ci dà una dimensione che siamo entrati nel mondo digitale. Quindi in una società digitale, pensare ancora che la programmazione sia parta dall'ufficio centrale, che magari ci sia qualcuno che parte col plico di carte, le porta in giro, le distribuisce, ma la scuola dovrebbe preoccuparsi di avere il digitale che funziona, la banda larga, di fare in modo che i ragazzi parlino inglese e in italiano, diciamo, switchando dall'inglese all'italiano. Anche il dialetto? Beh, questo c'è, lo imparano. Guarda, se voi seguite i social media, andate su TikTok, Instagram e sui social media più frequentati dai ragazzi, cioè il Veneto è lingua ufficiale per moltissimi ragazzi. 7 persone su 10 in Veneto parlano e pensano in veneto. Però, ad esempio, il fatto di farli switchare dall'inglese all'italiano durante anche le lezioni, investire sulla formazione dei docenti perché questo accada, pensare che la scuola sia sempre più interpretata come una scuola internazionale, non è il libro dei sogni, arriverà, dobbiamo solo decidere se lo vogliamo subito o se come al solito attendiamo che prima lo facciano tutti gli altri e poi anche noi ci adegueremo. Quindi sentir dire ma la scuola allora verrà regionalizzata, ma io penso che sia superato il tema della regionalizzazione, la scuola deve essere globalizzata, che è un'altra roba. Già finito la risposta. Allora devo prepararmi una domanda che non mi ero preparato, ma tu parli del Faccio una piacere come scuola. È è diventato sintetico il governatore. Tempi giornalistici. Esatto, e la vicinanza, no? L'importanza della Costituzione tu lo ribadisci comunque più volte nei vari passaggi del tuo libro. Dici anche che nella Costituzione c'è un patto tra istituzioni e cittadini, no? Molto chiaro. Però è venuto anche il momento, dici, di una transizione repubblicana in chiave presidenzialista. Puoi spiegare meglio questo concetto qua? Ma guarda, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, che è stato il filosofo e il pensatore della rivoluzione francese, diceva nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie le deleghe. Allora, io penso che se noi vogliamo rispettare il cittadino, dobbiamo fare in modo che il cittadino sia protagonista nella scelta della governance del suo paese. Cioè, il cittadino rappresenta l'assemblea dei soci. Qui potremmo fare tutto un ragionamento sul modello, sui sistemi elettorali, sul vincolo dei mandati, non vincolo dei mandati. Ma in generale io penso che l'elezione del Premier direttamente dai cittadini potrebbe anche coinvolgere molto di più, anche, come si può dire, anche emotivamente il cittadino. Pensa ai giovani che possono scegliere il leader che governerà il proprio paese nei prossimi 5 anni, la prossima legislatura. Oggi non accade. Noi siamo davanti a una, come si può dire, a una sorta di suggestione dove effettivamente questo lo percepiamo, no? Cioè tutti sapevamo che Giorgia Meloni ha avuto un buon risultato, sarebbe diventata probabilmente Presidente del Consiglio, ma non siamo riusciti a fare l'elezione diretta e così accadeva con Renzi quando c'era Renzi piuttosto che altri. Io penso che sia fondamentale ridare al popolo questa facoltà, cioè che voti. Guarda, il popolo che indica la via non subisce la via. A inizio anni 90 con il referendum ha deciso che i sindaci dovessero essere eletti direttamente dai propri cittadini. Vi ricordo che il sindaco prima dei referendum di Segni venivano eletti dal Consiglio Comunale e quindi erano ostaggio del Consiglio Comunale, della politica nel Consiglio Comunale. Dopo il referendum c'è stato l'adeguamento della legge, quindi noi oggi eleggiamo i sindaci, i presidenti di regione direttamente come popolo. A me sembra una grande rivoluzione e spero che a tutti i livelli si arrivi all'elezione diretta. Perché funziona, se ci sono 2 amministrazioni che funzionano in Italia sono quelle comunali e regionali. Sì, però non arriva facilmente in Italia un processo del genere, è un fatto culturale, cioè, il patto di unità nazionale che tu poi citi nel libro, si fa veramente fatica, no? In questo paese a trovarlo, ci si litiga tra opposizione e maggioranza, ma anche soprattutto tra maggioranza e maggioranza. Come mai non si riescono ad individuare? Cioè, c'è una divisione ancora ideologica? Pare di sì. Ma sai, è un paese strano, poi io faccio confusione anche tra i libri, io ne ho scritti 7, a volte mi vengono in mente robe che ho scritto su un altro libro, ma lo so, forse l'ho scritto qua su questa, cioè, ricordo di averlo scritto da qualche parte comunque, giuro. Paese strano, voi se ci pensate, questo è un paese che al mattino
in TV vi dà lezioni di cucina fino all'una, abbiamo prova del cuoco, tutte queste, non so se la fanno ancora in TV, io non guardo la TV, e quindi la cucina è arrampante, cioè c'è, e dal pomeriggio iniziano i dietologi e i medici a parlare del male che fa il cibo. Fa sorridere, però se ci pensate un po' di cortocircuito c'è. Ed è un paese nel quale purtroppo, e io ce lo vedo come pericolo, questo l'ho scritto sia in questo libro che anche nel penultimo Ragioniamoci sopra, il tema del conflitto sociale è reale. Montanelli diceva che negli Stati Uniti se una persona si compra una bella auto sportiva, che so un Ferrari, diceva tutti si rimboccano le maniche e cercano di lavorare per comprarsi un Ferrari. In Italia gli bucano le gomme. Perché comunque il tema dell'odio sociale viene coltivato culturalmente in questo paese e non ci aiuta a crescere. Perché l'odio sociale dà vita poi all'alibi sociale. Non mi rimbocco le maniche e non faccio, che so, non studio, perché comunque lavorano solo i raccomandati. Perché studiare non serve. Cioè, io mi sono laureato nel 93 e ricordo che da ragazzo, e io ho vissuto come te la stagione delle tangenti, di una politica corrotta, ho vissuto la stagione delle raccomandazioni, cioè vivevamo in un ambiente che non era libero oggettivamente, anche nel vostro mondo nel passato, e accadeva in tutti i mondi. Però noi non abbiamo mai buttato la spugna, ci abbiamo creduto. A me oggi preoccupa che questo sta diventando un alibi. Sta diventando l'alibi per dire, ma sai, c'è la canzone che dice 1 su 1000 ce la fa, ma oggi si dice, ma non ce la fai se non sei, se non fai parte della casta, ma non è così. Ai ragazzi noi dobbiamo dire, questo lo dico sempre quando incontro i ragazzi, che c'è un ragazzo probabilmente qui in sala, una ragazza qui in sala, che mi sostituirà, e sostituirà il sindaco, il direttore del giornale, l'amministratore delegato del grosso stabilimento. Cioè la vita non si ferma, il mondo non si ferma. Il Covid ci ha dato questo insegnamento: dopo la pioggia c'è sempre il sereno, e questo paese deve mettersi in testa sta roba. Per questo io l'ho intitolato così il libro, Solo i pessimisti non fanno fortuna, perché siamo lambiti da un pessimismo. Sai, il pessimismo cosmico di Leopardiano sembra che... Ma quello ha generato capolavori. Invece sì, solo che adesso qua non disastri. genera capolavori, fa solo disastri. Ascolta, governatore, però quindi tu vedi i ragazzi mollare, vero? È un'impressione mia? No, io credo nei giovani. Dico che noi stiamo sbagliando perché forniamo una narrazione negativa ai giovani. Pensa solo al tema fuga dei cervelli. Sono sicuro che l'ho scritto in questo libro. Allora, vogliamo guardare in faccia la realtà o vogliamo vendere un nuovo alibi ai ragazzi? Parliamo di fuga dei cervelli. Tanto la fuga dei cervelli dell'Italia è inferiore di quella di molti altri paesi europei, esempio la Germania, se vogliamo chiamarla fuga dei cervelli. Non c'è un dato a nostra disposizione che ci dica qualitativamente cos'è sta fuga dei cervelli. Io ho solo un dato: 4.500 ragazzi dai 18 ai 34 anni ogni anno se ne vanno dal Veneto. Cosa vuol dire? Dopo vado a vedere un po' di dati, nei conti mettono dentro gli imprenditori, figli dei gelatieri che fanno gli imprenditori, perché prendono tutti i ragazzi dell'AIRE. Cioè, ma questi devono fare imprenditori in un mondo globale. Non puoi dire che è scappato uno dal Veneto perché è andato va a Francoforte a gestire la sua gelateria e poi se ne torna a casa 3 mesi all'anno e quindi è scritto all'AIRE. È una narrazione sbagliata. No, non sto dicendo questo. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che se vogliamo parlare di fuga dei cervelli dobbiamo avere numeri non solo quantitativi ma qualitativi. Prima roba. Seconda roba, se non crediamo nel mondo globalizzato vuol dire che siamo fuori dalla storia. Cioè i ragazzi, io auspico che facciano esperienza all'estero. Cioè qui c'è gente che si straccia le vesti perché i ragazzi dicono vogliono fare il master o l'ultimo anno di università o l'università all'estero. Ma scusatemi, una volta si vantavano i figli dei ricchi perché facevano Harvard, no? Boston. Oggi lo possono fare un po' tutti. Io non dico andare a Harvard o a Boston perché costa molto di più, ma comunque di andare in giro per il mondo a studiare e formarsi è fuga dei cervelli. Allora, i figli dei ricchi non erano in fuga dei cervelli, i nostri sì. Cioè non funziona sto ragionamento. Per me non funziona. Noi dobbiamo invece investire su chi va all'estero e creare un progetto per il ritorno. Poi possiamo parlare di remunerazione, possiamo parlare di disoccupazione intellettuale che c'è, ma parliamo anche di mercato del lavoro. Cioè, non è, adesso io non cito la laurea perché poi viene fuori sempre una polemica.
quando cito lauree, ma se fai una laurea che sul mercato ha PIL zero o tendente a zero, io ti sostengo perché è giusto che tu faccia quello che ti piace fare, ma non puoi neanche riversare sulla società il fatto che non riesci ad avere un'occupazione compatibile, sapendo che all'inizio, se oggi vai a fare il medico, ti posso garantire che troverai posto di lavoro. Se fai qualcos'altro, evito di citarlo, resterai disoccupato. Quindi io non dico che non esiste la fuga dei cervelli, dico che va raccontata bene. Guardate, io vi cito un esempio. Avevo un collaboratore bravo, laureato, masterizzato e borsizzato, aveva preso 15.000 euro addirittura di premio, bravo, cioè, figlio di agricoltori, veramente un bravo ragazzo. Ha lavorato anni, come è venuto giovanissimo, è venuto al ministero, poi è venuto anche in regione. A un certo punto mi fa: guarda, io voglio girare il mondo. Questa è la frase: voglio girare il mondo. Non mi ha detto scappo perché era pagato, diciamo, aveva uno stipendio dignitoso e se ne va. Ogni tanto mi chiama. E dopo 6 mesi lo vedo su un quotidiano locale, vestito da casaro. Sapete cos'è un casaro? Quello che fa il formaggio. Aveva una mozzarella grande così, io ho mai visto mozzarella grande così, cioè tipo una damigiana. A fianco un energumero, cioè grossissimo, Ci ha messo anni per costruire. vestito da casaro, in un caseificio, titola Fuga dei cervelli, Pinco Pallino se ne va dall'Italia, guarda, cioè, foto, New Zealand, Nuova Zelanda. Cioè, io dico, ma i ragazzi che hanno letto quell'articolo dico, ma borsa di studio, master, laureato e finisce a fare formaggio in Nuova Zelanda. Lui ha continuato a girare il mondo, è andato in India, è andato in Brasile, è andato dappertutto, adesso ha aperto una scuola di yoga a Venezia. Cioè, capite? Vabbè, Noi abbiamo anche una responsabilità Sì, nella certo. comunicazione. E durante il Covid, cito solo sta roba, leggo un'intervista su un altro quotidiano locale di un ragazzo, penso avesse, da come parlava, 32, 33, 34 anni, una trentina, medico, pieno Covid in Italia, forse è stato marzo-aprile 2020, e lui dice: ma guardate, io guadagno $350.000 all'anno, faccio il medico in quella clinica e mi viene da sorridere perché i miei compagni di università fanno le notti a 1.800 euro al mese, ma ecco, anche qui io avrei detto: scusa, ma che comunicazione diamo ai ragazzi? Che si laureano in Italia per fargli sfigati quando vai negli Stati Uniti e guadagni $350.000? Bene. Prima roba, intanto dovresti dirgli che non è che li pagano tutti $350.000. Questo sarà un fuoriclasse probabilmente, no? 2, dovresti spiegargli che per laurearsi in medicina negli Stati Uniti ci vuole $1 milione. No, partiamo da sto dato, visto che dobbiamo fare i conti, perché se vuoi fare il figo lo fai con i soldi tuoi, non con i miei, cioè contribuente, che faccio in modo che la tua rata all'università costi qualche migliaio di euro, e come contribuenti, per quanto possibile, agevoliamo l'edilizia, cioè il tema dell'ESU, quindi le abitazioni, le borse di studio, eccetera. 3, spiega che vai a lavorare, o meglio, spieghiamo ai ragazzi che questo medico è andato a lavorare in un sistema nel quale non c'è una sanità universalistica, come si dice, ma c'è la sanità delle cliniche private, e quindi o è dipendente di una clinica privata o di una compagnia di assicurazione. Cioè, se non diamo uno spaccato e vendiamo sempre che l'erba del vicino è più verde, finirà che qualcuno non coltiva più il suo giardino e verranno quelli del vicino a coltivarsi il giardino. È quello che sta accadendo in sanità, ad esempio. Ecco, no, non tocco questo tema qua adesso, però vorrei approfondire quell'altro, perché sì, ho ascoltato con attenzione, però è vero che qualcosa non funziona, perché in termini di ricerca, in termini di specializzazione manca qualcosa. Secondo il professor Minello, che ogni tanto noi sentiamo, dei docenti Ca' Foscari, mancano anche servizi sul territorio per chi vuole fermarsi, fare i master qui, crescere qua, oltre che la ricerca, eccetera. Ma mancano anche per, appunto, le persone che dall'estero portano le professionalità qua. Tu hai citato il cortocircuito, non volevo citarlo adesso, ma va bene, il cortocircuito dei medici che siamo costretti ad arruolare dall'estero. E cosa può fare la regione in più, per uscire dalla metafora e andare sul concreto,
per rendere più appetibile il territorio per i nostri cervelli, per i nostri ragazzi, per quelli che vengono dall'estero, cioè incrociare, come puoi incrociare maggiormente il bisogno e l'offerta. E B, per superare l'impasse, così parliamo anche di questo, della mancanza di manodopera specializzata in medicina. Sì, vai. Tranquillo. Io sono... Guarda, intanto io non sono negazionista, non ho detto che non esiste la fuga dei cervelli, dico che abbiamo una responsabilità noi come istituzioni, il mondo della comunicazione, gli adulti in generale, nel comunicare questi aspetti, perché altrimenti si rischia di fare di tutto un'erba un fascio. Dopodiché, ad esempio, nessuno parla mai del fatto che noi abbiamo richieste di ragazzi laureati che lavorano all'estero che ci chiedono di tornare indietro, perché non è tutto oro quello che luccica. Cioè, tu non puoi vendere la suggestione che uno va negli Stati Uniti e fa la bella vita. Nell'altro libro, ragioniamoci sopra, io ho iniziato un capitolo ricordando Marco e Gloria. Marco e Gloria, forse non vi dirà nulla questi due nomi, ma vi rinfresco io la memoria. Sono i due ragazzi morti carbonizzati alla Grenfell Tower di Londra. Due architetti. Se la storia non fosse andata così, purtroppo, loro sono morti carbonizzati, io sono andato al funerale di tutti e due i ragazzi. Loro sono morti mentre mandavano gli audiomessaggi ai genitori. Ecco, se la storia non fosse andata così, probabilmente avessimo raccontato la storia di Marco e Gloria, due giovani architetti a Londra, avremmo letto di fuga dei cervelli, grande successo, vanno a Londra. La verità è che si erano ritrovati in una toppaia a vivere. Questa è la verità. Perché se fosse stato un edificio a norma e dignitoso, ci sarebbero state tutte le modalità per salvare la vita a sti ragazzi. Questo è quello che dobbiamo ricordare, cioè non è tutto oro quello che luccica. Dopodiché noi abbiamo richieste, e devo dire anche da parte dei medici italiani, che ci chiedono di rientrare dalla Francia e dagli Stati Uniti. Ne abbiamo anche che sono rientrati, Anzi, io ne ho uno giovane, che fra l'altro è un grandissimo professionista, e che porterò prima o poi a parlare in una conferenza stampa e racconta la sua esperienza all'estero, uno che si è laureato all'estero e tutto, e chiede di tornare a casa. Dopodiché, cioè, io penso che il mondo deve essere assolutamente libero. Sanità. Guardate, o parliamo conoscendo i numeri, io ho messo in piedi il controllo di gestione della sanità del Veneto, quindi so quali sono i numeri della sanità e ve li dico, dopo ragioniamo sui numeri. Sanità del Veneto ha 60.000 dipendenti, dei quali 12.000 sono medici. Cioè noi abbiamo 12.000 medici che ogni giorno nei 68 ospedali del Veneto vanno a lavorare. Eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Cioè i nostri output sono 80 milioni di prestazioni all'anno. Facciamo 2 milioni di accessi a pronto soccorso all'anno. Abbiamo il problema delle liste d'attesa. Allora, lo dico a quelli che sanno sempre tutto. Io capisco la difficoltà dell'attesa. Allora, chiariamo subito una roba. Devo fare la risonanza, però se vado a pagamento me la fanno subito. Allora, la ripeto per la milionesima volta, come quella che qui non si paga l'addizionale IRPEF in Veneto. E vedo che ancora non si è capito. Per contratto nazionale i medici hanno un contingente limitatissimo di ore nelle quali possono fare autonomamente libera professione. Cosa vuol dire? Che se stamattina io vado in azienda ospedaliera a Padova, probabilmente troverò qualche chirurgo che sta operando in libera professione dei pazienti, i pazienti. Ma il ragionamento che vi faccio fare è questo: se è vero che me la dà dopo 3 giorni la visita e sta utilizzando le sue ore che per contratto può utilizzare e me la dà dopo 3 giorni, vuol dire che è una lista d'attesa piena o ha tanto spazio? Ha tanto spazio se me la dà subito. Quindi non è che fa tutto sto lavoro che porta via il lavoro alla sanità, magari. La verità è che loro hanno delle ore e si fanno, il CUP fa sta proposta. Bene. Perché abbiamo le liste d'attesa? Io non riesco, guarda, te lo dico, perché bisogna anche essere corretti. Allora, o pensi che i medici siano dei lazzaroni, che quindi io ho 12.000 medici che non fanno una pipa e non lavorano e quindi creano liste d'attesa, perché se ti lamenti mi devi dire cosa pensi.
ma io non penso che i nostri medici siano dei lazzaroni, anzi penso che stiano lavorando veramente tiratissimi. La casistica 2 potrebbe essere che tu possa pensare che ho le liste d'attesa perché sì, i medici lavorano, ma tutti se ne strafregano delle liste d'attesa, c'è disorganizzazione, perdiamo i fogli, avremo tutti i foglietti, cioè, guardate che se Roberto Borin, sappiamo tutto quello che ha fatto nella sanità del Veneto, quando ha avuto gli accessi, che farmaci, tutto, ovviamente coperto dalla privacy per ognuno di noi. Noi abbiamo un software che ci dice tutto. Quindi se i medici non sono fancazzisti e se partiamo dal presupposto che non è che perdiamo le carte e le richieste, c'è un terzo aspetto, ve lo dico io perché abbiamo le liste d'attesa, perché ci mancano 3.500 medici, ne mancano 50.000 in Italia. Dopo mi potete citare tutti gli esempi, quello mi ha trattato male, l'altro non mi risponde, il direttore non funziona, tutto quello che volete. Ma se io avessi 3.500 medici che oggi sul mercato italiano non si trovano, per il Veneto, io avessi 3.500 medici, facessi fare 10 visite a testa a ogni medico, avrei 35.000 visite al giorno. Sapete qual è il galleggiamento, noi lo chiamiamo così, cioè quante persone oggi sono in attesa per la priorità D, cioè 30 giorni massimo? 42.000. Vi do una dimensione di cosa voglio dire. Quindi come si risolve questo problema? Come stappiamo? Efficientando la macchina, è quello che stiamo facendo. La priorità D a giugno aveva 112.000 persone in attesa. E ovviamente implementando la formazione che non arriveranno domani mattina i medici, perché fanno 6 anni di università. Anche qui rispetto all'estero noi abbiamo un percorso di studi molto più lungo. Cioè in Olanda a 24 anni li trovi in ospedale che lavorano, da noi è impossibile. E poi vi dico una roba, che noi abbiamo un problema, che c'è l'aumento delle richieste di prestazioni. Io vedo tutti i dati, ogni anno aumentano, quest'anno chiuderemo l'anno con più 13-14% di richieste in più di prestazioni, ve ne dico una, risonanza addominale più 38%. Allora, perché accade questo? Medicina difensiva, io ricapisco i medici, piuttosto che rischiare una causa o un casino con un paziente, tu prescrivi, ti fai la lista, perché poi ci sono tutti i protocolli, quindi vai giù. 2, inappropriatezza, c'è anche quella, c'è qualcosa di prescritto che magari non serviva per scrivere. 3, parco macchine. Questo è un fattore che nessuno valuta. Noi investiamo ogni anno 70 milioni nell'acquisto di macchine ad alta tecnologia. E questo è innegabile. Abbiamo 40 robot chirurgici. Ormai da noi la chirurgia robotica, per dire, si fa un po' dappertutto. Altri non ce li hanno ancora i robot chirurgici. Il problema qual è? Che quando noi eravamo bimbi, cadevamo dalla bicicletta, se ci faceva male cosa si faceva? La lastra. A parte il fatto che ci metti poco a fare una lastra, un secondo, puff e via. Adesso un TAC non si nega più a nessuno. La TAC qualche anno fa la si faceva per il malato grave. Io non è che sto dicendo che bisogna tornare alla lastra, sto dicendo che il mondo è cambiato, ben venga la diagnostica, ma bisogna pensare che questa ci porta a una produzione di diagnosi differenziali e di medicina sicuramente che va sempre più a approfondire. Tanto è vero che oggi cosa si dice? Se vai in ospedale a farti qualcosa ti trovano sicuramente qualcosa. Cioè, non si nega più nessuno una cisti renale, giusto? Cioè, qua abbiamo un urologa che sa ste robe. A tutti si trova, però quando hai magari una volta si trova troppo tardi o aveva un'evoluzione che non era sicuramente benigna. Però oggi sono quei diciamo, ritrovamenti accidentali, casuali, che poi ti portano a fare ancora indagini, approfondire, ben venga, l'età media si sta alzando, però sapere che questi sono gli elementi della produzione. Cioè dall'Electrolux, se riuscite a produrre, quanti frigoriferi riuscite a fare al giorno? 3.000. Ma se ve ne chiedono 10.000, qualcuno dovrà attendere, giusto? Ecco, la sanità è la stessa roba. Cambiamo diametralmente argomento per andare a concludere. Fine vita. Questo è un tema che ti ha attirato, fine vita, ma anche direi diritti civili. Diritti civili che vengono affrontati in maniera molto
chiara, molto libera. Io ho già avuto modo di dire, insomma, in occasioni pubbliche, che mi ha colpito molto il modo con cui, il presidente Zaia ha esposto in maniera molto libera, franca, diretta, il suo parere in questo libro, su questo tema. Devo dire che però non tutti sono d'accordo con quello che hai scritto, soprattutto all'interno del tuo partito e del movimento a cui appartieni e che hai contribuito a fondare. E questo ha ingenerato ultimamente molte polemiche. Parliamo del fine vita. Parlavi di Geller, che hai avuto modo, la storia di Geller, che hai avuto modo di conoscere, è ancora in vita. Recentemente però una signora trevigiana ha avuto la possibilità di, diciamo così, gestire il suo fine vita. Ecco, questo è un modo elegante per dire che è riuscita, insomma, a finire la sofferenza, perché si tratta di questo, togliere la sofferenza, non togliere la vita. E tu auspichi nel libro che la politica si faccia promotrice di una legge che garantisca questa libertà, perché ripetiamo, non è la libertà di dare o togliere la vita, ma la libertà di tenere o togliere la sofferenza che offusca la vita, che non dà senso alla vita. Questo praticamente esprimi nel tuo libro. Ma possiamo aspettarci, alla faccia di tutti i detrattori, delle strategie politiche, eccetera, che Luca Zaia si faccia promotore di questa legge? Tu avresti l'autorevolezza e la forza anche. Sai, intanto è una legge nazionale, quindi io non posso fare una legge nazionale. Il Consiglio regionale comunque adesso si esprimerà anche su questo, diciamo, come indicazione. Io non è che faccio una roadshow per promuovere il fine vita o per promuovere i movimenti pro vita, rispetto le idee di tutti, però penso che sia corretto, eticamente corretto, porre una questione. Intanto non chiamiamolo più suicidio assistito, che è una gestione del fine vita, che è un'altra roba. Cerchiamo di non essere ipocriti, perché tutti noi abbiamo avuto esperienza con un malato terminale, che sia un familiare o un amico, e tutti noi nelle fasi peggiori terminali abbiamo fatto lo stesso pensiero, che non serve che io dica qual è. Dopodiché, in Italia c'è una sentenza della Corte Costituzionale, quella fatta per il DJ Fabo del 2019, che cito nel libro, che dice chiaramente che davanti a una sofferenza insostenibile, davanti all'inefficacia delle cure, davanti comunque a un crollo psicologico, del supporto psicologico, può essere, come si può dire, usiamo dei termini che non siano duri, valutata la gestione del proprio fine vita. Allora cosa accade? Accade che ci siano dei cittadini che chiedano di poterlo gestire il proprio fine vita. Abbiamo visto, cito 3 persone, la storia della signora Angela di Mestre, veneziana, estate dell'anno scorso, forse luglio, agosto dell'anno scorso, quindi 2022, che andò in Svizzera per porre fine alla sua vita. Fece quel famoso video, non so se qualcuno l'ha visto, spiegando le sue ragioni, ammalata terminale di cancro. Parlo di Stefano Geller, che io ho conosciuto. Stefano ha 51-52 anni, è in sedia a rotelle dall'età di 15 anni, totalmente bloccato, muove solo la testa, e ha una malattia genetica che ha anche sua sorella che vive con lui, e aveva anche sua madre e anche sua nonna. E lui vive in carrozzina ma anche con un respiratore. Lui diventa famoso perché chiede all'ULSS di Bassano, lui è di Bassano, chiede di poter avviare il percorso del fine vita, e il percorso prevede tutta una serie di analisi da parte del comitato bioetico dell'ULSS che lo ha autorizzato. Ma Stefano Geller non è che un istante dopo ha chiesto datemi i farmaci perché voglio chiudere la mia esperienza con terrena. No, lui dice, se dovessi arrivare in quel punto della Corte Costituzionale, che è citato dalla Corte Costituzionale, vorrei già aver deciso, perché nelle mie condizioni non sono in grado, già ho difficoltà adesso, immaginatevi dopo che... Fra l'altro Stefano gli abbiamo dato una mano
Ricordiamolo, ho chiamato Paolo Fassa, gli ho detto guarda, ho visto la macchina di sto ragazzo che trasportano, per lui non si muove. Cioè, ho detto guarda, neanche gli animali, cioè nel senso era veramente presa male, e Paolo Fassa ha contribuito a acquistare questa macchina, è bene ricordarli questi imprenditori che spesso vengono criticati, e non ha mai chiesto pubblicità, insomma Stefano ha un'auto nuova con la quale lo trasportano. Fra l'altro ha inaugurato anche un pezzo di spiaggia che ho fatto fare per i disabili gravi a Venezia, per cui a Jesolo, per cui abbiamo anche una spiaggia super attrezzata con le gruette, con tutto, e i malati gravi come Stefano possono fruirne. Poi ho citato a terza persona che è Luana Englaro. E Luana Englaro muore in virtù della sospensione dell'alimentazione, non avvenuta per legge dal Parlamento italiano, che era richiesta sta legge ma non la faceva. Fra l'altro, mentre Luana muore, il Parlamento era riunito per discutere se sospendere l'alimentazione a Luana. Perché viene sospesa l'alimentazione? Perché Beppino Englaro, il papà, ottiene una sentenza. Quindi ancora una volta il tribunale che regola una fallanza della politica. Allora io dico, davanti alla signora Gloria che ha avuto i farmaci dall'ULSS di Treviso, quest'estate se ne è parlato molto, non si chiama Gloria, è malata terminale, e noi gli abbiamo dato anche gratuitamente i farmaci, il comitato bietico ha valutato in totale scienza e coscienza, libertà, la situazione. Fra l'altro ha fatto la doppia valutazione disgiunta in modo tale da non avere neanche nessun tipo di ripensamento. Ma tutti questi cittadini, Stefano Geller che mi scrive e ottiene l'autorizzazione, la signora Gloria che ottiene non solo l'autorizzazione ma si è fatta dare anche i farmaci ed è morta, ci interpellano in virtù della sentenza della Corte Costituzionale. A me sembra disdicevole che i cittadini non possano avere una legge. Ma voi pensate che un cittadino che è lì che soffre debba appellarsi a una sentenza della Corte perché c'è una vacanza, c'è un buco normativo e non c'è una legge in un paese? Qui non si tratta di promuovere il fine vita, anzi l'istituzione deve garantire che una persona ci arrivi liberamente nel percorso, che abbia tutte le assistenze, che è ovvio perché sennò poi veramente può diventare un problema, ma una legge ci vuole. E io penso che sia questo fondamentale dire. Marsilio nella fascetta in copertina ha messo una frase che io scrivo nel libro: la politica deve garantire le libertà e non limitarle. Un paese civile deve avere una politica che garantisce le libertà e non che le limita. Guardate che fondamentale è questo. Continuo con i diritti civili e poi ho chiuso, perché in questo capitolo, ovvio io vi racconto un millesimo, dopo il resto dovete comprarlo per sapere cosa c'è, la sorpresa. No, ma al di là delle battute, parlo anche, vi faccio, in Italia c'è una legge che concede ai cittadini, dopo un percorso severissimo, che prevede anche passaggi con sentenze di tribunale, di cambiare sesso. Se vanno da Gianni Montesel, un cittadino, io, un cittadino di Susegana, vado in anagrafe dopo tutti questi passaggi, con un'operazione chirurgica o senza, posso andare e dire mi registri all'anagrafe non più come Luca ma come Lucia. Allora, siccome non ci facciamo i segoni mentali, ma sapete di quando è sta legge? È venuta un'altra presentazione del 1982, non lo sapevo neanche io, nessuno lo sa. Cioè voi immaginate l'82, i politici si svegliavano al mattino e leggevano l'Osservatore Romano, dicevano che aria tira oggi. Però zitti, quatti, hanno fatto una legge che se noi dovessimo fare oggi o avessimo dovuto fare 10 anni fa, così non la marchio politicamente questa dichiarazione, con la destra o con la sinistra, nessuno penserebbe minimamente di portarle nel Parlamento italiano. Quindi vuol dire cos'è accaduto dall'82 ad oggi, 41 anni, per far sì che allora avessero presentato una legge così forte, cioè il cambiamento di sesso per un cittadino, e negli ultimi 20 anni sarebbe impossibile. Vuol dire che si è arrugginito il sistema. Io non è che sto proponendo, cioè vedo che c'è qualcuno che mi attacca e dice Mazzaia fa... No, io guardo la vita e guardo la società. Cioè indietro, chi si gira indietro è perduto. Cioè,
E qui c'è troppa gente che ha responsabilità istituzionali di governo e si guarda sempre indietro, dobbiamo guardare avanti. E i ragazzi ci indicano la via. Guardate che i nostri nonni criticavano i nostri genitori criticavano noi critichiamo i nostri figli. È la storia della vita, ma hanno sempre ragione i ragazzi, non i vecchi. Infatti la regione, non a caso, la regione ha progettato un centro specializzato per questo. Ma noi abbiamo dato compimento a un dettato della legge. In Italia Ma che- il quante cambiamento critiche? chirurgico di sesso, cioè il cambiamento di sesso per via chirurgica, è un LEA, un livello essenziale assistenziale. Quindi deve essere garantito per legge. Quanti sono, anche qui grazie della domanda, perché mi fa incazzare sta roba, mi hanno fatto una polemica vergognosa. Ma i tuoi però. No, che i miei, cioè tutti, no, i miei no, oggettivamente. Cioè il mio partito non mi ha mai detto nulla rispetto a sti fatti. No, ma qualche rappresentante istituzionale anche del tuo partito ha detto che i veneti non Non mi- dovrebbero mettere i soldi lì, ma dall'altra parte. Vabbè, allora, i casi penso si contino sulle dita di una mano, magari anche senza qualche dito, all'anno. Sono pochissimi casi. Io mi chiedo come fai a non capire che il 3 per 1000 dei bimbi che nascono in Veneto, ne nascono circa 45.000, potenzialmente il 3 per 1000, 4, 8, 12, circa 10-12 bimbi, potrebbero, ad esempio, nascere ermafroditi, avere tutti e due i caratteri sessuali. Qui c'è tutto un percorso di trattamento ormonale, di accompagnamento, poi si sceglie il sesso prevalente. Queste robe bisogna dirle e anche, si interviene anche chirurgicamente. Ci sono disfunzioni e malformazioni agli organi genitali sia nelle femmine che nei maschi. Allora io penso che sia meglio che ci sia un centro specializzato che tratta i miei veneti piuttosto di vedere una diaspora in giro per il mondo che poi ci tornano a casa, diciamo, dei lavori molto discutibili. Allora, apriti cielo. A me sembra bigotta sta posizione, eh? Cioè è bigotta, è fuori dalla storia e soprattutto sarebbe irrazionale che da parte mia non ci fosse stata questa presa di posizione. Poi hanno fatto una polemica per un centro che avevo già aperto 7 anni prima, nessuno si è accorto, siccome l'ho trasferito hanno visto forse la tabella fuori e allora hanno detto c'è il centro nuovo, ma il centro è sempre esistito, ma lavora anche poco. Avendolo portato oggi però all'università possiamo fare in modo che ci sia una scuola che aiuti anche le famiglie con questi bimbi. Saranno 10 casi all'anno, ma ritrovatevi un problema del genere in famiglia. Ritroviamoci con un familiare che magari adulto ha, pensate, un tumore genitale o altre robe. Adesso io non voglio stare qui a parlare di queste robe, però esistono questi casi, eh? Ovvio che non se ne parla al bar, non si vedono in TV, ma poi clinicamente noi ce li ritroviamo. E quindi ci vuole anche un settore della sanità che si occupi di questo. Punto. Presidente, chiudo con la domanda semplice e proprio, insomma, sono 20 persone prima mi hanno chiesto, chiedigli, anzi no, vi svelo una cosa, c'è una nuova edizione di questo libro, sì, no? Ma io sono il tuo ghostwriter alla fine, e ha aggiunto una parte che è cosa farò da grande, ecco, e poi la domanda che si fanno tutti, insomma, ecco, qui siamo al bivio, terzo mandato, quinto mandato, Europa. Sul terzo mandato non c'è nessun segnale, diciamo, al momento, cioè non so cosa accadrà. Personalmente, siccome io posso permettermi di dire quello che penso, perché lo dicevo anche quando ero in provincia, perché sono stato presidente eletto direttamente col blocco dei mandati, penso che il blocco dei mandati deve essere tolto. Chi sostiene il contrario dice che si creano dei centri di potere. Ma io non penso che i cittadini siano degli idioti. Andate a vedere l'alternanza. Io ho molti colleghi presidenti di regione, ma anche sindaci, che non sono stati riconfermati dopo il primo mandato. Cioè, Sicilia, Calabria, Lazio, tanto per citare le regioni. Poi sono le uniche due cariche elettive sindaci e presidenti di regione, quindi quelle che scelgono direttamente i cittadini. Dopodiché per le regioni c'è un altro piccolo aspetto che nessuno cita, che le regioni a statuto autonomo
e le province, la statuto speciale delle 2 province autonome non hanno blocco dei mandati. Cioè, questa è l'Italia, no? L'Italia delle confusioni. Io sono un fatalista rispetto a quello che farò in futuro, cioè non lo so, guarda. Io dico sempre, mi compro un cavallo. Se non ce l'hai già, perché... No, non ce l'ho, è morto. Ma è morto il 7 novembre del 2019, povero. È morto dopo 32 anni di vita fatta da una pacchia, ha fatto. È morto di colica. Quindi poi è arrivato il Covid mi ha rubato 2 anni di vita e quindi non mi sembrava opportuno stare lì, non avevo neanche la possibilità di andare in giro a vedere cavalli e avevo anche altri problemi e poi vabbè sono ancora qua. Adesso aspetto la fiera cavalli che inizierà, andateci, il 10 di novembre e lì si vedono i cavalli più belli del mondo, 4.000 cavalli quest'anno. Fantastico. Beh, insomma, è una promessa, quindi vediamo non ci crediamo, vero, che finirà così. Comunque vedremo. Però finirà così, perché se resta blocco di mandati finirà così. Insomma, un sogno, no, Farò il giornalista. è un'epoca sbagliata. Io direi che è a cavallo. Possiamo chiudere Sì, questa lunga grazie. chiacchierata. Grazie mille. Grazie al governatore, grazie a voi. Grazie per la pazienza. Grazie per essere venuti qui veramente, grazie per l'ospitalità, per l'organizzazione e grazie a Roberto Borin, facciamo un applauso al direttore della tribuna, grazie.